Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Non è ancora mezzogiorno quando Mario Draghi giura come Presidente del Consiglio dei Ministri di fronte al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Dopo di lui sfila la squadra di 23 ministri che si è scelto con ben 4 veneti. Posti distanziati, niente strette di mano, solo auguri di buon lavoro e ringraziamenti a bassa voce, da dietro la mascherina, scambi di sguardi, piccoli gesti. Giura per primo il riconfermato Federico D'Incà, Movimento 5 Stelle, Ministro ai rapporti con il Parlamento, bellunese di Trichiana, come un altro membro del nuovo esecutivo, Daniele Franco, già ragioniere generale dello Stato. Per lui il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Giura la vicentina Erika Stefani, già Ministro degli Affari Regionali nel primo governo Conte, ora la disabilità. Giura il veneziano Renato Brunetta, Forza Italia, che torna alla pubblica amministrazione. Completa la rappresentanza del Nord-Est Stefano Patuanelli, triestino, che lascia il Mise per il Ministero dell'Agricoltura. Le aspettative verso il nuovo governo sono alte, nasce un esecutivo di spessore, ci conforta la presenza di ministri tecnici fuori classe, afferma in una nota il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin, e ci conforta l'ampia rappresentanza dei veneti che siamo certi sapranno farsi portatori e promotori delle istanze della nostra regione. Siamo sicuri che il governo Draghi dimostrerà ascolto e sensibilità nei confronti delle imprese, gli fa eco il presidente di Union Camere Veneto Mario Pozza, che a sua volta si sofferma sulla significativa presenza, per nulla scontata, visto gli esecutivi del passato, di rappresentanti di casa nostra. Uniti per mettere in sicurezza il paese, dice Draghi al primo Consiglio dei Ministri che si è tenuto già nel pomeriggio. Poco prima il passaggio della campanella con Giuseppe Conte uscito da Palazzo Chigi tra gli applausi dalle finestre dei dipendenti con cui ha condiviso 1 anno e mezzo di lavoro in uno dei periodi più difficili per l'intero paese.